Usciamo a testa altissima dal Maradona di Napoli. Finisce 2-1 per il Napoli, ma un Cagliari che comunque dà prova di un grande spirito di gruppo. Paghiamo probabilmente qualche ingenuità difensiva, sicuramente. Peccato perché il primo tempo finisce 0-0, nonostante il Napoli abbia attaccato per tutto il primo tempo e il Cagliari sia rimasto nella propria metà campo a difendere. Diamo prova di una grandissima prova di compattezza ed è evidente che Ranieri ha lavorato proprio sulla compattezza difensiva. Infatti, il primo tempo 0-0. Nel secondo tempo Ranieri toglie un Petagna non pervenuto, inserisce Oberth e Daiola e ci mostriamo la difesa a 3. Ed è lì si inizia a vedere qualche ombra nell'area difensiva del Napoli, soprattutto con un Augello che è veramente in palla. Fatto sta che Mario Rui, su un cross di Mario Rui, Osimhen incorra di testa, scuffette, non riesce a trattenere il pallone e prendiamo il gol dell'1-0. Ma stiamo bene fisicamente e su una grandissima giocata di Zito Luvumbo, l'uragano Zito che entra, mette in bambola i difensori, cross e lì ragazzi c'è l'uomo del momento, Leonardo Pavoletti, che da grande attaccante gli basta un pallone per buttare dentro il gol del pareggio. E forse proprio nei momenti in cui forse potevamo sfruttare le galoppate del nostro Zito, Osimhen si inventa letteralmente il gol, forse anche aiutato dai nostri difensori, perché vanno in 4 su di lui difende palla, insomma non gliela portano via, la palla in mezzo per un Kvaratskhelia letteralmente da solo e fulmina Scuffet. 2-1 ed è davvero un peccato nel finale, forse sogniamo la rimonta incredibile, ma non basta, il Napoli vince 2-1. Ci rimane un po', ragazzi, l'amaro in bocca, perché era una partita forse probabilmente che se gestita bene sul piano difensivo, cioè se non facevamo forse quell'ingenuità su Osimhen, che con tutto rispetto ragazzi è un grandissimo giocatore, probabilmente un punto a Napoli si poteva prendere. Ma il Cagliari sta bene, è un Cagliari in fiducia, la strada è quella giusta, una partita si può perdere, sicuramente come ho detto all'inizio usciamo a testa altissima e questa è la strada giusta. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa partita nei commenti, mettete un like al video, condividetelo e ricordate ragazzi sempre Forza Cagliari.